Ciao amici di Archeosaurus, io sono Marco. Io sono Martino, oggi vi presentiamo il nuraghe Perda sull'Uaju a Villa Puzzu in 5 punti. Realizzato su una dolce collina di scisto, questo nuraghe monotorre domina tutta la foce del Flumendosa e la costa da Porto Corallo sino a Capoferrato. Il percorso ha inizio dal villaggio di Porto Corallo, dove troverete un sentiero dell'Ente Foreste. Ciò che resta visibile della struttura e il materiale di crollo ci fanno ipotizzare appunto che fosse una struttura semplice, un monotorre. Rimangono le tracce, l'ingresso rivolto a sud-est. Il materiale di costruzione è scisto locale, la tecnica è molto semplice, le pietre sono di piccole e medie dimensioni e sono disposte in filare attraverso l'ausilio di zeppe dello stesso materiale. Questo nuraghe ha una vista panoramica che consigliamo a tutti. Potrete ammirare tutta la costa, lo stagno di Sabraia, il porto di Porto Corallo e la sua torre spagnola.